Volano i coriandoli al comunale, anticipano il carnevale e danno il via alla festa isolana. Il Ghilarza rimette nel cassetto il sogno di agganciare al quarto posto l'Ilva Maddalena e torna a casa consapevole di aver fatto il possibile per contrastare il passo di un gruppo che pensa in grande e sa giocare a occhi chiusi. Non è stato facile sbarazzarsi del Ghilarza, che pur non creando grandi problemi al portiere Filinesi ha tenuto bene il campo, dimostrando condizione atletica e volontà. Armi che non sono bastate per uscirne indenne dalla Pietro Secci, ridiventato la Fossa dei Leoni di un tempo. Al fischio dell'arbitro parte subito l'Ilva Maddalena, Canu, Barretta, uscita di Nulkis, mischia clamorosa in area di rigore. Insiste l'Ilva Maddalena. Mario Barretta al volo su cross di Spagnolo, ancora Nulkis riesce a metterci una pezza. I maddalenini sono padroni del campo, incitati a gran voce dal pubblico. L'azione parte dai piedi del difensore Piras, c'è uno scambio con Acciaro, poi Canu, assist per Barretta, vedete, svirgolata dell'attaccante maddalenino, e sfuma ancora un'opportunità clamorosa per i padroni di casa. Il Ghilarza c'è ma non si vede. Solamente in questa occasione Filinesi di piede sventa la minaccia portata da Patteri. È sempre l'Ilva Maddalena a menare le danze. Ancora una volta Vitiello apre per Acciaro. C'è una fuga sulla destra della punta maddalenina che si beve un paio di avversari, si presenta tu per tu con Nulkis che esce, e poi vedete che la conclusione di Acciaro finisce fuori. Ancora il Ghilarza fortunato. La compagine ospite si fa vedere dalle parti di Filinesi con Sanna che si fa spazio e conclude sul corpo del portiere maddalenino. La sagra delle occasioni continua. Molto bene il difensore giovanissimo Davide Piras che ruba palla, l'Ilva affonda. Vedete questo pallonetto di Mario Barretta che si perde di poco sul fondo. Ancora la punta isolana, vero incubo della difesa del Ghilarza. Alessandro De Frassu è il presidente del Ghilarza, una squadra che qua alla Maddalena sta facendo vedere delle buone cose, almeno nel primo tempo. Speriamo di continuare così. Il primo tempo è stato secondo me ben giocato da ambedue le squadre. Sicuramente l'Ilva è più abituato a questo campo e riesce a sfruttare meglio le caratteristiche del sintetico, però è una partita che sta secondo me dando un buon spettacolo anche per il pubblico presente. Grande velocità e grande dinamismo, merito anche di questo signore che è a fianco a lei, che si chiama Mauro Maras, che è il preparatore atletico del Ghilarza. Che deve fare i complimenti soprattutto all'Ilva da quel punto di vista per quanto riguarda il primo tempo, ma credo che ciò che ha detto il Presidente relativamente anche alla valutazione delle traiettorie, insomma, in un campo in sintetico con il quale insomma, noi per la prima volta in questo torneo insomma, stiamo giocando e quindi c'è questa difficoltà. Speriamo che sia stato un buon allenamento il primo e così al secondo poi giochiamo di rimessa e vediamo, speriamo bene. Insomma. Come finisce questa partita? 1-1. Marras? Faccio il tifoso? Faccia lei. 1-0 per noi, gol di Andrea Sanna. Rischia ma non vince e l'Ilva Maddalena ne approfitta. Nulkis schiaffeggia palla e testa di Angelo Canu, poi lo travolge. Al rallentatore si vede l'uscita del portiere del Ghilarza. Nino Catuogno non ci sta. L'Ilva Maddalena gestisce comunque il gioco. Barretta per Matteo Vitiello, cross, testa di Angelo Canu che veramente spreca una favorevolissima occasione per portare l'Ilva Maddalena in vantaggio. Il Ghilarza si affida a Sanna ma la mira non è quella giusta. Filinesi comunque
tranquillamente controllava la situazione. Ed ora ancora l'Ilva Maddalena Ciaro, vedete l'uscita di Nulkis che salva il risultato. Insiste sempre in attacco la formazione allenata da Nino Catuogno, bordata di Davide Piras, parata in due tempi del portiere Nulkis che rischia un pochino. Dopo tante occasioni sprecate o comunque vanificate dagli ottimi interventi del portiere Nulkis, l'Ilva Maddalena sblocca il risultato. Vedete questo cross di Spagnolo splendido, Barretta, controllo, elude il portiere, 1-0. L'Ilva Maddalena in vantaggio, grande opportunità e grandissimo assist di Capitan Gabriele Spagnolo per Mario Barretta, che ha controllato e ha colpito mettendo KO il portiere Nulkis. Si festeggia sul campo. Con un gol di Mario Barretta l'Ilva Maddalena ha battuto il Ghilarza, una rete a 0, molto sofferta la partita. Il mister del Ghilarza, Vincenzo Fadda. Sì, 1-0, però insomma, se devo essere sincero e obiettivo, penso che l'Ilva abbia meritato la vittoria, perché ha avuto 3 o 4 palle gol abbastanza nitide, ha avuto sempre il pallino del gioco. Noi eravamo un po' contratti, forse magari anche il viaggio un po' influito, però non abbiamo fatto sicuramente la prestazione che avevamo preparato. L'Ilva ha fatto una buona partita, sembrava più motivata di noi, più decisa su tutti i palloni, quindi se avessimo portato via il pareggio non avremmo rubato niente, però penso che il risultato di 1-0 sia giusto. Nella fossa dei Leoni non mancano i gladiatori. Capitano Gabriele Spagnolo. Niente, accontento per la vittoria, abbiamo conquistato 3 punti, un po' sofferta a differenza delle altre volte. Ghilarza si è mostrata una squadra abbastanza ostica, noi però siamo riusciti non tanto bene dal punto di vista del gioco, però riuscire a portare a casa 3 punti che era la cosa più importante. La zampata di Mario Barretta in un momento particolarmente delicato della partita. Ma Mario ci ha abituato ormai a questi gol, sono contento per lui, sono contento per tutta la squadra che ci stiamo togliendo delle buone soddisfazioni, un campionato che magari all'inizio non ci aspettavamo di essere in questa posizione, però giornata dopo giornata stiamo acquisendo maggiore personalità, autostima e stanno venendo i risultati. Gabriele Spagnolo, questo lancio di Coriandoli a fine partita sono il segno di un grande attaccamento del pubblico. Sì, contento anche per questo, perché il tifo e soprattutto il pubblico di casa ci segue sempre con più passione ed è uno stimolo in più per fare bene. Gli ultra sono rientrati già da un paio di domeniche, questo ci ha fatto molto piacere perché sappiamo il sacrificio che fanno anche loro e voglio ringraziare appositamente anche a loro per il sostegno che ci danno ogni domenica. Nino Catuogno, come hai vissuto quella zampata di Barretta? Come una liberazione. Abbiamo avuto anche prima delle buone occasioni, il portiere è intervenuto almeno 3 volte in maniera prodigiosa, noi pur non giocando molto bene, però insomma meritavamo di fare almeno un gol. Certamente sapevamo che il Ghilarza era una squadra forte, si è dimostrata tale, ci ha messo in difficoltà, ma è normale, insomma, siamo 2 squadre così a ridosso diretto delle grandi e quindi 2 squadre che si equivalgono. Noi abbiamo avuto più occasioni di loro, alcune delle quali clamorose, appunto il portiere ha fatto molto bene, però insomma anche loro quando venivano in avanti creavano scompiglio nella nostra difesa. I tifosi non devono anche noi cerchiamo di mantenere con tutte le nostre forze questo 4º posto, che sarebbe una specie di miracolo e che ci consentirebbe di fare i playoff. Sì, abbiamo avuto 3 occasioni al primo tempo e 3 al secondo, siamo stati un po' imprecisi e poi Mario è riuscito a sbloccare la partita e siamo tutti contenti così. Scusi, lei è il massaggiatore, Nicolino Fogu. Insomma, i meriti di questo gol di Barretta li ha tutti lei, così ci ha detto Mario. No, non è vero, li ha lui, è un grande bomber, quindi tutto a lui, tutta la squadra che ha giocato. Seguite la maddalena.tv.it. Grazie. Prego. Dallo stadio Pietro Secci, dove continuano a volare i coriandoli per la vittoria dell'Ilva Maddalena sul Ghilarza, è tutto. La maddalena.tv.it vi saluta.